La Chiesa attraverso le vostre associazioni, quale ad esempio Immigrantes, ma non solo, dà loro accoglienza e offre aiuto e collaborazione e assistenza. Ma la Chiesa l'ha sempre fatto, lo fa con loro che vengono da lontano, lo fa con i nostri che sono in difficoltà, perché proprio della Chiesa vivere l'amore come il Signore l'ha detto. Allora è capitato questa possibilità e questa occasione l'abbiamo fatto, abbiamo altre attività di qua e di là che cercano davvero di dare risposta laddove ci sono bisogni e necessità. Ci sono fermenti però contrari, insomma la gente è anche un po' preoccupata per i tanti che arrivano. Vabbè, la gente è preoccupata, ma tante volte la gente non conosce. Sai, gridare al ladro senza conoscere chi c'ho vicino, ecco, la diffidenza potrebbe venire un po' alla volta e potrebbe spuntare anche tra noi, perché a furia di aver paura di tutti, perché io non devo aver paura di lei e lei aver paura di me. Quindi forse dovremmo stare un po' attenti a giudicare senza conoscere.